intanto i due capitani, portieri, Pizzolato e Fagone. È iniziata il giovane Castelbuono contro Folgore, il primo giro palla. Fischia l'arbitro, parte Arenoso! Era gol, ma l'arbitro ha fischiato. Adesso può andare alla battuta Arenoso. Ma nuovamente barriera, Arenoso! Mostruoso Pizzolato, ha lasciato partire il sinistro, andati intanto la rimessa Ferrarese. Palla proprio di cercare Torres che prova a girarsi, la rovesciata e finisce sul fondo. Grande, si va a cercare in profondità Torres passa, Torres c'è Pizzolato fuori dai pali, attenzione, conclusione, il pallone esce, Belecco, palla che finisce sul fondo, Pizzolato rimane a terra. Fischia l'arbitro, parte Bottari, Fagone, appena andato in porta Bottari, fumoso, parte Bottari, palla sul secondo palo, il colpo di testa, poi la rovesciata, c'è sul fondo il bello gesto tecnico da parte di Fofana. Alla finta Antus, Arenoso va in porta e ancora un'altra grande risposta da parte di Pizzolato che si era disteso. Finisce il primo tempo 0-0 tra giovane Castelbuono e Folgore. Breve pausa e poi ritorniamo qui sempre sui canali sportivi. Per il secondo tempo parte in questo istante, parte Antus, questo pallone in mezzo, si spera miglior sorte per i ragazzi di Vistel Bognanni. Parte lo Schiovete, il colpo di testa, il pallone che rimane lì, Arenoso, poi Pennisi, nuovamente in posizione calcio d'angolo, 78esimo, fischia l'arbitro, la finta da parte di Arenoso, Antus, ha preso la zolla Antus, versante, colpo di destra da parte di Arenoso, era insidioso, Arenoso è da allontanato. È finita la seconda partita del campionato di eccellenza, girone A finisce 0-0 tra Supergiovane Castelbuono e Folgore Castelvetrano